Ben ritrovati con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi il nostro gradito ospite, nostra gradita ospite, Anna Degano, che è psicologa, psicoterapeuta, psicologa sociale, psicoterapeuta Aspic. Ecco, oggi intanto grazie, buongiorno, grazie per essere venuta qui oggi nei nostri studi. Buongiorno a te Isabella e a tutti per gli parlarci spettatori. di un evento, perché in questo momento, in questo periodo storico, c'è la necessità effettivamente di ritrovarsi, c'è la necessità di riprendere antiche abitudini, vecchie abitudini che si avevano prima della pandemia. I cittadini hanno bisogno di ritrovarsi, di ritrovare se stessi, e per ritrovare se stessi c'è bisogno di ritrovarsi anche con gli altri. Parte da questo presupposto una iniziativa che è prevista per sabato prossimo a Flambro, ma appunto Anna Degano ci spiega in che cosa consiste questa tradizione che chiaramente era rimasta bloccata per la pandemia e che viene ripresa, soprattutto dal punto di vista del benessere sociale. Sì, bene hai detto, è stata ripresa perché questa pandemia ha bloccato proprio il contatto tra le persone, la possibilità anche di ritrovarsi nel piacere e nel benessere della relazione, anche per le comunità. E la festa, perché di questo si tratta, è una festa che ha tradizioni antiche, si svolge a Flambro ogni primo sabato di maggio e si chiama la Festa del Mai. Ha a che vedere con i riti di passaggio perché è la festa dei coscritti del paese. Ha la sua peculiarità per il fatto che, oltre a coinvolgere i ragazzi diciottenni, i neodiciottenni, alcuni non sono ancora diciottenni perché proprio sono dell'anno, del 18° anno, insomma, della maggiore età, ma coinvolge tutto il paese. Ti spiego anche come funziona, Certo, okay? Quali sono le sue caratteristiche. certo, perché è una tradizione molto coinvolgente, Sì, e abbiamo detto che adesso c'è bisogno di queste tradizioni coinvolgenti. Già prima comunque aveva un suo preciso significato, un ruolo, no, importante all'interno della comunità. verissimo. Allora, oggi ha il significato dell'aggregazione, della Sì, partecipazione, del coinvolgimento, ma nasce, come dicevo prima, come esperienza proprio di passaggio. Per i giovani coscritti la festa del Mai rappresenta la presentazione in società. Quindi la presentazione pubblica della loro maturità, della loro crescita, della loro evoluzione. Come a dire, siamo pronti ad assumerci la responsabilità. È un passaggio che ha a che vedere con il saluto del ragazzo che è in ognuno di noi e la presa in carico della nostra parte adulta. La festa si traduce in questo modo. Viene issato un albero in mezzo al paese. L'albero scelto è una quercia solitamente. E la simbologia dell'albero è antica ed ha a che vedere con le ritualità anche germaniche storicamente. L'albero, come tu ben sai, è composto da due parti, no? Importanti. Ok. beh, da tre, le radici, il tronco e poi le fronde, i Bravissima, rami. aggiungendo anche la parte delle radici. In questo caso il tronco viene piantato in mezzo al paese. Quindi immaginati questi ragazzi che arrivano, no? Con il trattore, che arrivano, una volta invece c'erano i cavalli, c'era l'asino, insomma arrivano dalla campagna, ok? Con il carro e con dietro l'albero. Questo albero entra appunto in piazza e viene già così presentato a tutta la popolazione che attende questa venuta. L'albero viene scelto dai giovani. Vorrei fermarmi un attimo sulla simbologia dell'albero, perché proprio che è importantissimo. qui è il significato anche dal punto di vista psicologico, Bravissima, no? bravissima. Allora, dicevi le tre parti, ci sono le radici,
il tronco e c'è questa corolla, insomma, no? Di foglie. Ha a che vedere con la maturità anche dal punto di vista sessuale, nel senso che i giovani sono pronti, ok, a diventare anche genitori, sono pronti a presentarsi, i maschili nel particolare, anche al femminile. Infatti il tronco ha a che vedere con la parte proprio genitale maschile, se ci pensi, ok? Che è pronta, vigorosa, ok? E ad accogliere anche, no? E ad incontrare la parte femminile, che è rappresentata dalle foglie, no? Da tutti questi rami, che hanno a che vedere con la parte invece genitale femminile, la simbologia della femminilità, quindi dell'accoglienza. L'albero più possente è, più questa classe è una classe potenzialmente fertile, vigorosa. Le radici hanno a che vedere con il valore, hanno a che vedere con anche l'essere capaci di stare in piedi e ben ancorati a terra. Tutto questo considera che ha a che fare con il passaggio anche della responsabilità. Certo. Quindi siamo in grado anche di diventare dei cittadini, di dimostrare di essere dei cittadini che si assumono, okay, la responsabilità di portare avanti la cultura del paese, di essere cittadini attivi nella società che è il paese. Ecco, e quindi tutti questi giovani vengono coinvolti legando praticamente questo albero a delle funi, certo, e pian pianino riescono a issarlo nel... bravissima. Ecco. È bravissimo, e l'obiettivo, questo è, no? Quindi arriva, dicevo, il trattore in piazza, si posiziona l'albero in quella che è detta la bouge, ok? Nel paese, nel centro del paese, che esiste da sempre. Immaginati che una volta, un tempo, la buca veniva proprio realizzata, no, dai coscritti, e ce n'erano tanti, si parla anche di 40, cioè di classi con 40 persone. E più l'albero, dicevo, è grosso, è possente, ha dei bei rami, e più quella classe è forte, ma anche forte nell'issarlo. Un tempo le classi così numerose lo facevano da sole. Lo facevano da sole e quindi davano dimostrazione al paese e alla società di essere in grado appunto di aiutare il paese, di essere parte attiva nella parte economica, nella parte sociale del paese. Tutto questo viene, come dire, da un lato accompagnato dalla classe precedente che viene coinvolta, i 17enni. I 17enni sono i ragazzi della grame, che sono quelli che imparano, che guardano, si preparano a tutto questo. E la peculiarità è che quella sera, i 17enni, in particolare i maschili, preparano la terra, vanno a raccogliere della terra e delle erbe. Okay? Ogni erba ha un suo significato. Questa terra viene mescolata a delle erbe e anche a delle rose. Tutto questo viene portato alle ragazze della loro classe e viene gettato davanti ai portoni della classe, ok? Delle varie ragazze, no? Dalle varie abitazioni delle ragazze. Allora, in funzione delle erbe che vengono scelte, le ragazze, ok, vengono descritte in un modo o in un altro. Mi sono spiegata. Ad alcune vengono messe delle rose, ad altre delle erbe. Quindi c'è anche un modo così di presentarsi, no? E di accogliere, di iniziare, no? Ad essere coinvolti in questo gioco anche amoroso, che non è solo amoroso, ha dei significati, ripeto, anche di passaggio, di ritualità e di presa di responsabilità. In effetti è un peccato perdere, no, queste tradizioni. Sì. E mi pare che il Friuli sia particolarmente ricco di tradizioni, di questi simbolismi che andrebbero effettivamente recuperati. Sì. Proprio anche dal punto di vista, ribadiamo, soprattutto in questo periodo, anche dal punto di vista del benessere psicofisico, no? Certo, perché tutto questo, ed è il pezzettino che mi aiuti anche ad aggiungere con questa tua riflessione, Isabella,
coinvolge tutto il paese oggi, quindi la festa si è trasformata. Il paese non è solo spettatore, come un tempo, Sì. oggi il paese è attivo, quindi vengono coinvolti i nonni, che a loro volta sono stati quelli dell'agrame, sono stati i coscritti, i nonni, i fratelli, gli zii e anche tutte le persone che vengono da altri paesi a proprio godersi questo momento, che poi porta con sé anche una convivialità alla fine. Ecco, e quest'anno usciranno praticamente dalle loro case dopo la pandemia? Bravissima, dopo 2 anni, e questo è il momento sociale, il momento, come dire, anche sano, di sano coinvolgimento. C'è una forza fisica, c'è l'attività, il godimento anche dei bambini. Bene, quindi non resta altro che magari, se c'è un momento di tempo, andare a fare un giretto dalle parti di Certo. Flambro sabato. Questo sabato 7 maggio, avviene sempre la prima settimana di Sì. maggio, alle ore 20:45. Le persone possono anche arrivare un attimo prima. È bella l'attesa, come dicevo prima, l'attesa di scenica, perché proprio scenica è di questa classe, e poi insomma ci sono anche altre attività e lascio la sorpresa, quindi invito tutti a venire perché è proprio una tradizione nostra friulana e anche sana in questo momento, perché aiuta le persone a conoscersi, a conoscere le tradizioni, a conoscere il buon vivere e anche a stare insieme, a vedere un bellissimo spettacolo da un alto valore, come diceva O'Shea, morale, antropologico, valoriale, dove quando i riti muoiono si prendono purtroppo vita i miti, quindi è importante riprendere in mano i riti che portano con sé la creatività, la potenza della creatività. Grazie a Anna Degano, grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito. Noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.